Mister Sanna, una partita importante per il percorso della Torres, si va a Nuoro con quale spirito? Ci siamo allenati benissimo, abbiamo tutti gli ingredienti per poter far benissimo a Nuoro. I ragazzi sono carichi e siamo molto fiduciosi. Quali sono le insidie di questa gara? Le insidie sono che la Nuorese è un'ottima squadra, che sta facendo molto bene, che vorrà continuare a fare risultati positivi, ma noi abbiamo tutta la possibilità di fare benissimo anche a Nuoro. Col passare dei giorni ha visto dei cambiamenti rispetto a quando è arrivato? Ma non so cosa è successo prima, io so solo che da quando ci sono io i ragazzi hanno risposto benissimo, c'è solo da buttarla dentro e cercare di vincere le partite. Questo è un lavoro che ha fatto molto in settimana, soprattutto sul fronte offensivo. Senza dubbio stiamo lavorando in questo senso, i ragazzi si stanno impegnando veramente molto e penso che domenica qualche gollettino lo faremo. C'è un altro fattore negativo, non ci saranno i tifosi a supporto della squadra, il clima potrebbe influenzare l'andamento della partita. Questo mi dispiace molto perché la Torres ha bisogno dei propri tifosi, anche perché sono sempre stati l'11° uomo della squadra, quindi la speranza è di poter fare il risultato positivo e magari vincere e riportarli numerosi domenica prossima allo stadio. Idee chiare sulla formazione? Idee chiare sulla formazione, senza dubbio.